Eder. Mech. Pallister. Ed eccoci qui, caro Eder. Saluti a tutti. Come da titolo, oggi vi parliamo delle 3 piste che sta seguendo la Procura di Trieste. Avete sentito che quanti vi ho anticipato è stato confermato in anteprima dalle TV. Ciò perché siano veramente ben informati. Il nostro team leader Ricky è amico stretto della Cattaneo e di vari professionisti del super team. Quindi ciò che diciamo sul canale di Eder risponde sempre a verità. Ringraziamo Eder per la disponibilità e voi tutti per la pazienza che ci offrite. Sganciamo quindi la bomba oggi e vi parliamo della nuova direzione che la Procura ha preso dopo che la Cattaneo ha certificato l'aggressione omicida come evento reale accaduto ai danni della povera Lilly. Resterete esterrefatti e non crederete subito a quanto diremo, ma ciò è quello che si sta seguendo e da diversi giorni. Anche signori, siete pronti? Ed allora tenetevi ben stretti alla sieda, molto stretti. Ebbene, della pista riguardante il marito o l'amante se c'è, è già parlato tantissimo, ma c'è una terza pista che si sta seguendo e poggia le sue basi su un DNA maschile di un terzo uomo e rinvenuto sia sul cordino che sugli slip che sulla bottiglia di plastica trovata nella borsetta di Lilly. Inoltre, la mesalazzina trovata nel corpo di Lilly porterebbe ad uno scenario ed ad un luogo diverso da quelli ipotizzati. Il resto sarà quindi una messa in scena nuda e cruda, nemmeno ben riuscita. Signori, quello che vi diremo ha del pazzesco e trova un filo logico mai preso in considerazione, ma che avrebbe da diverse conferme. La Procura sta lavorando sotto traccia al buio dei clamori mediatici. In queste ore sta seriamente prendendo in considerazione la terza pista e ciò che ruota attorno alla figura di un soggetto del mondo sanitario ben radicato nel comprensorio e presente dentro il parco San Giovanni, ove esistono vari laboratori e strutture medico-sanitarie. Adesso seguitemi e aprite le orecchie bene. La Procura è convinta che Lilly sia uscita di casa e si sia diretta sulla San Cilino dopo il gettito della spazzatura, abbia passato Piazzale Gioberti e sia passata avanti ai carabinieri. Il fatto della mancanza dei video gli non ci dice che non sia passata, anzi è possibile invece che sì, non stava andando alla Wind. Era una bugia perché aveva paura di essere intercettata o sentita dal marito, che la controllava da giorni, per questo lascia i telefoni anche a casa. Dirà a Claudio, che ne parleranno dopo quando oltre le 9:30 lo raggiungerà. La sua meta, secondo gli inquirenti, è un luogo sanitario dentro il parco, da cui si accede qualche metro dopo i carabinieri, ed è per favore mostra l'accesso. Da lì si entra e Lilly andava a colpo secco da qualcuno senza appuntamento però. La sua idea sarebbe un tocca e fuggi di massimo mezz'ora in cui fare qualcosa che non sappiamo. L'incontro andrà male e sarà lì che avverrà l'aggressione omicida. Adesso verifichiamo perché lo si crede in dettaglio. Lilly conosceva il terzo uomo, sapeva che lavorava lì e sempre lì. Lei era solita andare per proprie visite mediche, aveva iniziato una cura con integratori e varie ancora, aveva instaurato un rapporto di rispetto ed avendo un animo buono può aver fatto capire, avere disponibilità economiche, ma oltre ciò si crede anche ad un approccio sessuale finito male, ad opera di tale terzo che può aver tentato tale ed aver avuto la resistenza della donna. In particolare ci si sta soffermando sulla mesalazzina che non si rinviene in natura,
ma è un prodotto sintetico e si trova solo nel farmaco per cura intestinale o per la malattia di Crohn, ma Lily non ne soffriva. E quindi non può aver ingerito delle compresse, ed allora il suo corpo può invece aver assimilato per contatto dermico la soluzione nel mentre ferita dopo l'aggressione era rovinata per terra, ove poteva esserci traccia. L'assimilazione non può esserci senza una ferita aperta. Così si spiega l'ambiente che è sanitario. E sempre lì esistono le celle refrigeranti che possono essere state utilizzate dal terzo per nascondere subito il corpo di Lily, tenerlo a temperature basse con l'arresto della decomposizione. In particolare, ancora, si cerca di spiegare la mancanza di uno scaldacollo e delle chiavi originali mai trovati. Si pensa che lo scaldacollo abbia ottenuto la pressione del braccio e mano del terzo nell'azione di soffocamento e che abbia ricevuto del sangue uscito dalle parti suo viso in cui si sono manifestate le lesività e quindi tolto a Lily per questo. Le chiavi originali invece sarebbero state usate per entrare in casa e prendere lì qualcosa, oltre sacchetti e spago, lasciando e dimenticando poi la luce accesa, serratura che poi sarà cambiata. Tutto porterebbe alla volontà di incolpare il marito, nel mentre il terzo, con aiuto di altri, pensava a cosa fare del corpo rimasto nella cella. Solo dopo vari giorni, avendo compreso che si credeva di un suicidio della donna, o che si sospettasse del marito o amante, comprenderà che non c'è bisogno di disfarsi del corpo chissà dove, e allora pensa bene di restituirlo in quel boschetto, proprio vicino alla stanza sanitaria. Ciò il 4 notte per poi farlo trovare il 5 subito. Tanto l'indagine aveva preso una strada precisa del suicidio e si pensava solo al marito o amante, niente altro. Fino ad oggi però, signori, perché la procura ha adesso compreso e sta cercando conferme. Cerca di capire dove fosse in cura Lily e dove possa essere andata in particolare quella mattina. Il non aver trovato in borsa il Green Pass non significa nulla, perché il terzo può aver tolto quello che non serviva, mettendo dentro altro come la bottiglietta di plastica con data scaduta. Adesso vi diciamo perché, poi torneremo a parlare dell'aggressione e dello spostamento del cadavere. Tenetevi forti, come sempre, signori, perché siano alla svolta. E nessuno l'hai mai immaginato, credetemi. Seguiteci adesso. Si crede a qualcuno di prossimità della zona abitativa di Lily che lavorasse in quel distretto sanitario, dentro il parco San Giovanni. Qualcuno che poteva andare tranquillamente nel condominio della casa di Lily e quindi poi, avendo le chiavi, anche entrarci. Come si crede che abbia usato una bottiglietta datata, che avesse impronte di altri, in modo sempre da far ricadere la colpa su altri? Il resto sarà tolto come le chiavi perché usate e maneggiate da lui. Secondo una testimonianza, sarebbe un uomo abbastanza robusto, con barba bianca che somiglierebbe a Sebastiano specie se lo si vede di notte. Tale terzo è stato visto vicino il posto di ritrovo cercare di notte qualcosa con una torcia. Dovrebbe essere proprio il soggetto che ha portato con altri il cadavere di Lily in quella zona ed ha perso qualcosa. Forse il famoso guanto repertato ma rimasto senza un'identificazione? Da ciò si comprende la grande furberia del terzo, ma anche che ha sbagliato qualcosa nel trasporto del cadavere. Riesce difficile pensare a questa pista, ma esiste e la si sta seguendo, perché il marito sarebbe stato seguito in tutto e per tutto.
e non avrebbe potuto far uscire il corpo da casa. O altro posto, i vari montaggi della GoPro sarebbe stati fatti per paura di essere subito incolpato. Il marito crede la procura non c'entri nulla con la morte, e tale deve essere il risultato con un'interazione con altro uomo che ruotava nella vita di Lily. Nessuno ha pensato al mondo sanitario ed alla localizzazione dentro il parco San Giovanni, dove la donna effettivamente andava ed aveva i suoi laboratori di visite. Qualcosa è accaduto lì dentro il 14 dicembre mattina, tra le ore 9 e 10. Da lì parte una storia che porta alla conservazione del cadavere e poi allo staging. Lì c'è la disponibilità della cella e vicino il luogo del ritrovo. Il movente può essere, si crede, di due tipi. Qualcuno che sapesse dei soldi di Lily, oppure un approccio sessuale finito malissimo. A tal riguardo una considerazione decisa. È stato trovato DNA maschile sotto alcune unghie di Lily, come anche sugli slip. Eder, ti prego di mostrare le foto, poi anche sulla bottiglietta, poi sul cordino. Non appartiene a Sebastiano, neppure Claudio, o Nasti e neppure Pier Giorgio. In particolare si studia proprio quello sugli slip, per seguire la pista dell'approccio sessuale seguitante una visita medica in cui la donna si era tolta i pantaloni, rimanendo in slip. Questo è il momento della possibile aggressione, con soffocamento in cui non si voleva la morte, ma convincerla. Peraltro, la situazione sarebbe sfuggita di mano all'aggressore. Lily si sarebbe difesa con le unghie. Si tratterebbe di un femminicidio a derivazione sessuale da parte di un uomo di oltre mezza età dell'ambiente, sanitario triestino, che lavorerebbe quindi nel parco San Giovanni ed abiterebbe nei dintorni del condominio di Lily. Qualcuno che quindi ha avuto occasione di poterla vedere dentro i laboratori ivi esistenti quella mattina del 14 dicembre. Se veramente proviamo ad immaginare una pista del genere, effettivamente ci possiamo spiegare molte cose. Però non comprendiamo perché Lily non ne abbia parlato con Claudio, nascondendo questo suo andare nei laboratori medici, usando una bugia come quella della Wind. Questo è un dato non comprensibile, ma potrebbe starci se si ipotizza che non vuol far sapere a chi può ascoltare le telefonate, ovvero il marito, che lei andasse per questioni mediche proprie da qualche centro sanitario e solo dopo aver fatto ne avrebbe parlato a Claudio, come difatti gli disse alle 8:22 del mattino. Doveva essere qualcosa di veloce ed aveva calcolato i tempi. Massimo entro le 9:30 avrebbe lì finito e sarebbe andata da Claudio come promesso. Solo che entro quell'ora delle 9:17 accadrà l'aggressione e l'orologio riporta l'urto per terra. Quanto alla catenina della madre, è emerso che non la portava ai collo da giorni. La fede l'aveva tolta da giorni, avendo lasciato Sebastiano già da giorni. Cose certe. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.